1 anno e mezzo di lavori e circa 30 milioni di euro. Tanto costerebbe il ripristino del viadotto Emera, il ponte dell'autostrada A19 Palermo-Catania, chiuso a causa di un cedimento strutturale. La prima valutazione dei costi si è avuta ieri a Roma nel corso di un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il governatore della regione Rosario Crocetta e il presidente di ANAS Pietro Ciucci. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade si sarebbe impegnata a valutare le condizioni della carreggiata opposta al viadotto. Qualora questa non risultasse danneggiata dalla frana, si potrebbe entro 2 mesi avviare la demolizione del tratto compromesso. Nel caso in cui non fosse possibile, allora si deve necessariamente predisporre una viabilità alternativa con il potenziamento della rete secondaria esistente. Intanto sul cedimento del pilone del viadotto Emera indaga la Procura della Repubblica di Termini Imerese. Dopo i cedimenti a inizio anno del viadotto Scorciavacche lungo la statale Agrigento-Palermo e prima ancora dei ponti Verdura e Petrulla, rispettivamente a Ribera e Ravanusa, il presidente di ANAS Pietro Ciucci, in un incontro con il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, ha annunciato le sue dimissioni. Ciucci dovrebbe lasciare la guida dell'azienda entro il mese prossimo.